giornata meravigliosa nel meteo, nel percorso, ma soprattutto nelle protagoniste che sono le donne della Treviso in Rosa, che anche quest'anno hanno deciso di invadere la città all'insegna dello sport, del divertimento, della condivisione e della prevenzione. Ricordo lo scopo superiore di questa manifestazione, che è sostenere la LILT e quindi sostenere la prevenzione, quindi davvero una giornata straordinaria in ogni suo aspetto. Fatemi ringraziare Treviso Atletica e Corri Treviso, che sono gli organizzatori, e fatemi ringraziare anche tutti coloro che lavorano a supporto dell'organizzazione, dalla protezione civile, il SUEM, la Croce Rossa, insomma tutti coloro che sono lungo il percorso a garantire la sicurezza e che l'evento non abbia intoppi. Quindi una giornata fantastica. Fatemi finire con viva le donne che partecipano a queste manifestazioni, perché sono il vero tesoro di questa manifestazione.